Pastie pastù, i menan vidagna e bucù. Sere sotto la tavola che bondà il ris, i madace una pesada, nendac per tutto il paese. Pastie pastù era un modo per concludere tutte le novelle, le storie, le favole che si raccontavano soprattutto la sera nelle stalle. Il narratore, quando qualcosa si concludeva felicemente, diceva proprio questa frase: pastie pastù, i menan vidagna e bucù. Sere sotto la tavola che bondà il ris, i madace una pesada, nendac per tutto il paese. Questo voleva dire che il povero narratore, invece che essere ringraziato, era mandato proprio sotto la tavola in una posizione scomodissima a mondare il riso, e il suo lavoro non aveva nessun valore perché gli davano una pedata e il riso finiva per tutto il paese. Qualche volta al posto di madace una pesada si diceva che salta foirat della credenza e ma fac neanche la rierenza, vale a dire che al povero narratore un'altra volta nessuno poteva fare la riverenza perché non aveva detto niente di speciale, nessuno si era divertito anche se non era vero, e addirittura i topi, che avrebbero dovuto gli unici che avrebbero dovuto fargli la riverenza, scappavano e non gliela facevano.